Il Palexpo a Marghera, cabina di regia, per mettere a punto tra medici e operatori sanitari della ULSS 3 Serenissima il vademecum unico da adottare per le procedure sanitarie per i profughi ucraini. Tra le problematiche da risolvere nell'immediatezza del loro arrivo nel nostro territorio, il tracciamento. In chi sta scappando dalle bombe, capite, non è una cosa immediata da poter fare. Quindi abbiamo associato sia degli annunci, diciamo di tipo pubblico, che abbiamo nel sito dell'azienda, ma anche in tutte quelle che sono i nostri partner nell'assistenza sociale, no? Dalla Caritas alla Croce Rossa. Screening sanitario su cosa e come fare già in atto in questi giorni nei punti drive tamponi e centri vaccinali permanenti della ULSS 3 Serenissima. Associamo la possibilità del tampone immediato, quello pre-quarantena, e eventualmente nei CVP invece anche la vaccinazione, considerando che oltre, come insomma, l'indicazione ministeriale della regione, che oltre alla vaccinazione Covid, poi approfittiamo per metterli a posto anche con tutto il calendario vaccinale e pediatrico degli adulti. 1 migliaio ad oggi i profughi entrati in Veneto dall'Ucraina, di cui diverse centinaia nel veneziano, numeri che, stando alle stime, sembrano essere destinati ad aumentare. Noi abbiamo avuto 62 arrivi l'altro giorno, 80 ieri e direi che in questi giorni c'è una costante crescita degli arrivi, anche perché i tempi degli spostamenti sono lunghissimi e quindi noi accogliamo le persone che si presentano secondo le procedure che la Regione e la Prefettura hanno dato.